Buongiorno ragazzi e bentornati sul canale. Oggi ci troviamo a Badia Calavena e faremo un percorso che hanno appena realizzato da poco e adesso vi faccio vedere un po' il panorama qui attorno. Naturalmente è una pista, come avete visto, ciclopedonale e che raggiunge praticamente Sant'Andrea di Badia Calavena e poi in realtà si congiunge con un'altra pista e arriva fino a Giazza. E sapete qual è la specialità gastronomica di Sant'Andrea? Le lumache. Sì, forse riusciremo a vedere anche il monumento dedicato. Come vedete il torrente Pronio è completamente all'asciutto, secco. Praticamente dopo diversi chilometri da Badia Calavena si arriva qui a Sant'Andrea e qui si continua in questa pista che porta verso il comune di Selva di Pronio. Sempre una bellissima pista ciclopedonale e asfaltata, quindi state molto attenti alle biciclette che potrebbero passare. E tra l'altro qui avanti ci dovrebbero essere dei campi di lavanda che forse sono visibili, ma non so se adesso c'è la fioritura. Sì, qua potete trovare anche un parcheggio vicino al cimitero se volete accorciare il percorso della ciclabile. State attenti a dove mettete i piedi perché penso sia di mucca. Sì, penso anch'io. Passano ovviamente gli animali. Potete vedere questa pista è completamente immersa nel verde. Ah, c'è una pace qui. Oh, c'è una panchina. Però bisogna stare attenti alle vipere qua, lo sai? Perché? Perché le vipere, per chi non lo sapesse, si nascondono qua dove ci sono le rocce e questo sembra un ottimo nascondiglio per qualche vipera.
potete notare, qui c'è la possibilità anche di fare un picnic. È tenuto un po' male, però dai, si può fare il picnic qui o no? È wild la situazione qua, non bisogna guardare troppo la pulizia. Qua poi potete trovare il bagno anche dove. E in lontananza possiamo vedere delle tipiche abitazioni della Lessinia. Qui probabilmente prima di arrivare a Selva di Progno finisce la pista e dovete percorrere la strada normale per diversi metri o forse qualche chilometro prima di trovare quella che va a Giazza praticamente.